Campo principale della puntata odierna di Tutto il calcio minuto per minuto sarà il Dino Manuzzi di Cesena per lo scontro diretto tra Cesena e Latina. Sentiamo l'inviato Massimo Barchesi. E buonasera dallo stadio Manuzzi, teatro di un autentico scontro diretto, come giustamente ha sottolineato Filippo Corsini, da studio in chiave playoff o addirittura in chiave promozione, squadre separate da un punto. I calcoli sono presto fatti. Il Cesena sarà sintonizzato sulla gara di Cittadella, perché in caso di vittoria sul Latina e di concomitante sconfitta dell'Empoli aggancerebbe al secondo posto proprio la formazione di Maurizio Sarri, con la quale è in vantaggio nello scontro diretto. Cesena che è già sicuro di giocare i playoff, obiettivo che il Latina centrerebbe con il pareggio. I pontini vogliono cancellare la pesante sconfitta interna subita con il Siena, ma dovranno fare a meno ancora del loro bomber, il brasiliano Jonatas, che ha sì ottenuto uno sconto sulla squalifica ridotta da 4 a 3 giornate, ma che dovrà attendere l'inizio dei playoff per rientrare. Assente in attacco anche Paolucci nel Cesena, che è reduce da 4 vittorie consecutive. Non ci sono gli infortunati Camporese e Succi. Formazioni 3-5-2, modulo speculare per entrambe. Cominciamo dal Cesena di Pierpaolo Bisoli, che si schiera con Coser in porta. In difesa Volta, Capelli e Krainc, a centrocampo da Alessandro De Feudis, Cascione, Coppola e Renzetti. In attacco Garritano e Marilungo. Risponde il Latina di Roberto Breda, in porta Jacobucci, in difesa Brosco, Cottafava ed Esposito, a centrocampo Milani, Crimi, Viviani, Bruno ed Alassan. In attacco Cisotti e Jefferson. Dirigerà Nasca di Bari, pubblico delle grandi occasioni al Manuzzi, presenti circa 15.000 spettatori. Folta la rappresentanza dei tifosi del Latina, arrivati in 500. A te Corsini. Crimi, il Latina in vantaggio al 46esimo minuto, nel primo e unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Dunque si sblocca il risultato qui allo stadio Manuzzi con il vantaggio del Latina. Ha segnato Crimi. Cesena 0, Latina 1 Crotone. E allora andiamo ancora a Cesena, dove si è concluso il primo tempo con il Latina in vantaggio sul Cesena per 1-0. La rete a 40 secondi dalla conclusione del primo tempo, un gol che ha gelato letteralmente lo stadio Manuzzi. Cesena che si è fatto trovare impreparato in difesa, ne hanno approfittato Cisotti e Crimi. L'assist del giovane attaccante del Latina per il centrocampista nero-azzurro, che ha battuto imparabilmente Coser da distanza ravvicinata. Ed ora il Latina ha scavalcato in classifica il Cesena, perché è terzo. Scusami, rigore per l'Empoli, anticipato però lui. Grandissimo gol di Laribi, il raddoppio del Latina in contropiede al 18esimo della ripresa. Cesena 0, Latina 2 La Spezia. E dunque, come detto nel flash su La Spezia, il Latina ha raddoppiato contropiede da manuale per la formazione pontina. Ancora una volta assist di Cisotti per Laribi, che da circa 25 metri ha lasciato partire un destro che ha battuto l'incolpevole Coser, pallone che si è infilato a mezza altezza alla sinistra dell'estremo difensore del Cesena. Un Latina solidissimo, soprattutto dal punto di vista difensivo, e ricordiamo, non a caso è la seconda migliore difesa del campionato dietro il Palermo. Latina che ha perso solo 4 volte in trasferta in questo campionato, e meglio ha fatto sempre il Palermo. Nelle ultime 8 partite esterne ha perso una sola volta, mantenendo la porta inviolata in 6 circostanze. Latina che sta disputando davvero una grande partita e consolida a questo punto il terzo posto, che significa chiaramente playoff, anche se c'è questa possibilità ancora per la formazione pontina di puntare al secondo posto, visto che ha 2 lunghezze dall'Empoli. Ma c'è ancora molto da giocare. Ha subito psicologicamente la rete del 2-0 il Cesena, come aveva subito il tremendo gol proprio in chiusura di primo tempo di Crimi. Per quanto riguarda la Ribi, si tratta del primo gol in campionato, è il 22esimo della ripresa al Manuzzi. Cesena 0, Latina 2 Cittadella. Ricordiamo adesso con un giro veloce la situazione generale, soltanto un minuto e punteggio. Cesena contropiede Latina, la Ribi a chiuderla, 3-0 Latina, 40esimo della ripresa. L'assist questa volta è di Ghezzal e la doppietta di Laribi. 40 sul cronometro nel corso della ripresa. Cesena 0, Latina 3 Cittadella. Latina che sta stradominando la partita ed è in vantaggio più che meritatamente. 3-0 sul Cesena, i primi gol in campionato di Laribi, che poco fa ha chiuso la partita con la doppietta su assist di Ghezzal dopo l'ennesimo
contropiede da parte della formazione pontina, che ora è sempre più al secondo o al terzo posto. Siamo al 41esimo della ripresa. Cesena 0, Latina a 3, Cittadella 2, Empoli 2. Adesso ha segnato il Cesena con Cascione, 3-1 per il Latina, 50 secondi al termine. A te Zennaro. Cittadella 2, Empoli 2, Crotone 42 Finale dal 15. Manuzzi, Latina batte Cesena 3-1. Crotone. Sì, grazie. La vittoria del Latina a Cesena, Massimo Barchesi. Doppio colpo per il Latina, che ha vinto meritatamente questa partita, 3-1 sul Cesena. Latina che era passato in vantaggio a 40 secondi dal termine del primo tempo, l'unico minuto concesso dall'arbitro Nasca con la rete di Crimi, e poi Laribi, entrato in campo al 13esimo della ripresa, ha chiuso la partita al 18esimo e al 40esimo, doppietta per l'italo-tunisino. Poi al 47esimo la rete inutile di Cascione. Latina che è certo dei playoff, ma che ha scavalcato il Cesena portandosi in terza posizione da 2 lunghezze dall'Empoli, quindi ha ancora una speranza di andare in Serie A direttamente, anche se l'Empoli poi giocherà tra una settimana in casa contro il Pescara, mentre il Latina affronterà sempre in casa lo Spezia, e all'Empoli basterà pareggiare. Vittoria netta, meritatissima, grande partita da parte della formazione di Roberto Breda. 3-1 del Latina sul Cesena. A te Filippo Corsini.